Eccoci qua, cari telespettatori. Allora, apriamo un altro capitolo, un'altra intervista interessante, ben ritrovata Marina Mancin, naturopata, che però con grandi competenze di carattere psicologico in vari ambiti, in tutto quello che riguarda un mondo alternativo per star bene, per ritrovare un equilibrio con noi stessi, con gli altri, che non è così semplice. Allora, quest'oggi parliamo insieme di empatia. Che parolona, che sembra così banale. In realtà, se riuscissimo ad attivare questa empatia, adesso ci racconterà di che cosa si tratta, potremmo risolvere tanti rapporti complessi che ci sono, tante conflittualità, stati anche d'animo di tensione, di disagio, di difficoltà nel modo migliore. Però per attivare l'empatia cosa bisogna fare? Allora, andiamo a monte. Che cos'è l'empatia? Semplicizziamolo e raccontiamolo ai nostri telespettatori. Allora, l'empatia, così come definisce Edith Stein, è quella capacità che abbiamo tutti, più o meno declinata, non nel stesso modo tutti quanti, perché è innata questa capacità di mettersi nei panni dell'altro, cioè del sentire, da empateia, che viene dal greco, è sentire, empateia, sentire dentro, sentire la sofferenza dell'altro. La sofferenza oppure anche non mettersi sofferenza? Mettersi nei panni dell'altro. Generalmente l'empatia è più volta alla sofferenza o comunque alla problematica, perché altrimenti potremmo trattarla come simpatia nei casi più lievi, più leggeri, no? Dei rapporti umani. No? L'empatia invece è qualcosa che va più in profondità, che ci tocca dentro. Diciamo che è uno stato emotivo. Si riconosce anche lo stato emotivo dell'altro. Ma come si fa? Perché noi viviamo con delle maschere. Con degli atteggiamenti, dei comportamenti che vogliono occultare il nostro vero stato d'animo, perché vuol dire essere deboli, altrimenti e quindi non sempre la cosa può sortire degli effetti. Si può essere attaccati, si diventa più vulnerabili, e allora c'è questo schermo che tanti si pongono, soprattutto chi magari è ancora nel mondo del lavoro, dove deve combattere per mantenersi le posizioni acquisite, tra virgolette. Non va, certo, è importante, è una capacità che è, appunto, ripeto, innata. L'empatia è quella del bambino, anche quando appena nato osserva il volto della mamma, possiamo osservare la mimica e l'atteggiamento, e il bambino comprende, sente, comincia a capire. È un'empatia ingenua, è ancora ai primordi, è ancora in embrione. Mano a mano che ci si sviluppa, che cresce, quella è l'empatia, come si chiama? Affettiva. Poi abbiamo quella che è, col passare degli anni, l'esperienza e la formazione, la struttura proprio a livello neurofisiologico, abbiamo quella che si chiama il secondo stadio, se vuoi, della empatia cognitiva. Cosa vuol dire? Cioè io capisco, sento, ma capisco, e sento come, non sento più come io mi sentirei al posto tuo, ma mi sento, cerco di calarmi come se fossi te al posto tuo, non io che mi sostituisco, ma proprio divento te, cerco di mettermi nei tuoi panni. Come sviluppare l'empatia? L'empatia è un esercizio, non è per tutti, è più comodo, come dicevi bene, non metterla in gioco, perché l'empatia è qualcosa che poi ci mostra più vulnerabili, forti per un verso, vulnerabili per un altro. E quindi attaccabili in qualche modo. E quindi la nostra paura salta fuori di essere attaccati. Se noi fossimo un po' più strutturati, magari quella paura non verrebbe fuori. L'empatia può essere attribuita al professionista, che potrebbe essere l'insegnante, quello che dovrebbe svilupparla nei termini e nei posti, come dicevi bene tu, nei posti di lavoro, nei posti dove ci si confronta maggiormente con l'essere umano, dove si hanno esseri umani in divenire, cioè i piccoli, gli studenti e comunque in qualsiasi ambito di lavoro. L'empatia è fortemente caldeggiata anche in quelli che sono gli ambiti della salute, della sanità.
la persona che si occupa da vicino del malato, della persona che soffre, sarebbe fortemente richiesta. Però si dice che se un medico entra troppo in empatia con il paziente non fa bene al medico e a volte non è neanche così. Attenzione, l'empatia non vuol dire coinvolgimento affettivo. L'empatia deve essere come se io fossi tu al posto tuo, ma non sono io, cioè si deve comunque mettere una sorta di stacco terapeutico, che non vuol dire mi allontano, non voglio sentire. Ma io sono qua per aiutarti, non sono qua per farmi coinvolgere. È come quello che va a salvare in mare la persona che sta annegando, deve avere ben chiaro le manovre e come muoversi, perché altrimenti affondano giustamente in due. Con l'empatia bisogna andare cauti. Allora, chi ha più studiato e comunque l'ha declinata dal punto di vista psicologico, quindi con l'intervento psicologico, è stato Carl Rogers, il quale è il padre del counseling. Il counseling prevede che la persona che il terapeuta si metta alla pari, allo stesso livello dell'utente, del cliente. Lui non lo chiama, in questo caso non lo chiama paziente, ma lo chiama cliente. Perché? Perché lui si discosta dalla visione dell'altro, dalla visione psicoanalitica di Freud, dove si andava adesso salto direttamente alla psicologia, ma per portare un attimo luce a quei discorsi che facevi, esatto, al discorso che facevi anche prima, che mi stimolavi a dire sì, vabbè, ma come faccio io, come si fa normalmente? E Rogers diciamo che prende idealmente quasi per mano la persona che si rivolge a lui, lo tratta da pari, lo ascolta, l'empatico, il trattamento empatico, la terapia, il colloquio empatico, intanto si tratta di ascolto delle emozioni. Lui ascolta la persona che sta enunciando, che sta soffrendo, ascolta non solo quello che dice, ma anche le pause, cioè i tempi, quelli che sembrano tempi morti praticamente. Dovrebbe tradurre anche quelli. Perché? Perché la persona non è sempre pronta, per quanto il terapeuta presenti empatia, non è pronto a lasciarsi andare e magari a tirare giù la maschera o a mettersi a nudo completamente in quei momenti, anche se il setting è favorevole. Non si pone come giudice, non si pone con tono di adesso sono qua io e ti insegno come si fa, non fa l'analisi come farebbe Freud. Freud cosa faceva? Metteva in campo, faceva mettere in campo, tirava fuori tutto il pregresso, tutto quello che era il passato, le emozioni, i sentimenti, tutto quello che aveva vissuto la persona fino a quel momento e lo rielaborava. Carl Rogers tende a fare un po' una terapia, quella cosiddetta breve, una terapia che porti a coscienza più facilmente, più velocemente, a prendere coscienza del qui e ora. Non esiste più per Rogers il problema, o meglio, esiste ma sullo sfondo esiste la persona, ovvero la persona come si pone davanti ai suoi problemi, ai suoi insuccessi, alle sue disillusioni, a tutto quel bagaglio che si porta di sofferenza. Addirittura nel caso, è stato citato per esempio il caso di una madre che andasse col problema del figlio che a scuola non va bene e quindi dai addosso a questo figlio o figlia che sia, e il terapeuta cosa fa? Ascolta, quasi quasi incoraggia lo sfogo, per capire di che cosa, dove nasce anche magari. Dove nasce, ma oltretutto per smuovere e far sentire alla persona, perché in quel momento lì la persona si ascolta anche, inevitabilmente ascolta se stessa nel momento in cui espone il suo disagio. Normalmente quando si porta fuori anche l'aggressività non va, come dire, limitata, compressa, evitata e non gli si dà, come dire, la soluzione. Come dire, ah sai, no, non devi reagire così, ma adesso ti dico come, no? Si lascia sfogare e poi la persona stessa, nella quasi totalità delle volte, torna portando il problema, ma cominciando a
a dare della deterrenza a tutto quello che era sul figlio. Non è più il figlio disgraziato, non è più il figlio che non capisce, eccetera. Faccio questo esempio per chiarire, certo. Ma comincia a dire no, mio figlio in fondo è un bravo ragazzo, ma forse potrei anch'io. Quindi è una terapia che fa tirar fuori, accompagna, non è giudicante, è stimolante, ma lascia in mano la direzione all'utente. Non vuol dire che la persona, il terapista non ci sia, non lo affianchi, ma è più, si fa prendere consapevolezza maggiormente. Ma questo è un modo di entrare a contatto, di fare un trattamento con una persona? Empaticamente, sì, diciamo in parole povere, perché poi il percorso... Esatto, però molte persone hanno l'aspettativa di essere supportati, cioè io ti racconto, ti rendo partecipe, mi apro dal momento in cui so che tu, d'altro lato, mi rimandi, mi dai un ritorno che in termine, quando c'è un rapporto di amicizia, vuol dire di altrettanta confidenza, di consiglio, di supporto, dove c'è un professionista mi parli, allora, il professionista, perché sennò a volte è un po' disarmante ed è quello che disarma molti. Allora sì, può capitare. Nuovamente in psicoterapia alle domande o alle questioni che porta l'utenza si risponde parafrasando, cioè reinterpretando quello che la persona porta. Nel caso dell'approccio rogersiano o comunque del counseling, non gli si danno preconfezionati, non gli si dà la ricetta, lo si lascia parlare, ci si confronta, ma non è il terapeuta, la terapia classica. Vuol dire che non lasci la persona da sola, è chiaro che poi il terapista affianca e, non essendo io il counselor, ha le tecniche corrette, però non si trincera dietro alla professione, al ruolo, a quel distacco, diciamo clinico, che mette anche, tante volte può mettere anche un freno al fatto che io esponga o avrò detto tutto, cosa avrò capito, cosa mi dirà. Ecco, lascia che la persona fluisca nel racconto e accompagnandola anche a magari soffermarsi e poi fare un lavoro introspettivo che poi porta alla luce la comprensione che ci sono delle credenze personali, ci sono delle attese, cioè abbiamo delle aspettative. Tutti abbiamo delle aspettative e abbiamo un nostro modo di vedere il mondo, e quindi il problema per me può essere un problema enorme, per un altro invece può essere una cosa affrontabilissima. Quindi diciamo che tende a spianare il percorso di rinascita, di ripresa in mano della propria vita. Questa cosa, quindi perché noi quando parliamo di empatia pensiamo anche a rapporti normali, no? tra due persone. Sì, certo, adesso io l'ho portata sul terapeutico. Quindi è inevitabile, cosa vuoi, anche con la mia formazione, anche perché insomma mi sono documentata. No, ma infatti, ma stiamo appunto che è interessante anche scientificamente. Ma nei rapporti normali, nei rapporti umani, è utile l'empatia? Ma direi che sarebbe importante poterla... E allora, quali sono le chiavi per riuscire a entrare in empatia con delle persone, per non sembrare anche inopportuni, perché poi anche questa è un po' come si fa con quello che ho appena enunciato. Si fa che si dovrebbe sospendere il giudizio, sospendere quello che crediamo noi di quella persona, quello che abbiamo nel nostro... l'idea che ci facciamo della stessa, all'osservare magari la mimica facciale, gli occhi, a vedere che cosa trasmette veramente, al di là di quello che noi cogliamo o vogliamo cogliere. Dovremmo essere aperti all'ascolto, come il terapeuta è aperto all'ascolto delle emozioni e delle problematiche, noi dovremmo essere aperti verso l'altro. E questo è più non difficile. È facile sospendere il giudizio, non è facile, perché abbiamo tutti dei preconcetti, abbiamo tutti dei pensieri preconfezionati e dei modi di agire. Ecco, bisognerebbe qualche volta togliersi da questa meccanicità, non è facile,
Ecco perché si nasce tutti con questa propensione, con questa capacità, ma non tutti, predisposizione. Non ha proprio la capacità innata. Ecco, c'è chi la coltiva. Però ci sono delle patologie dove l'empatia non c'è. Allora, siamo tutti empatici, persino gli psicopatici. Stavo pensando agli psicopatici e stavo pensando proprio anche ai casi purtroppo di violenza nei confronti delle donne, dove la donna è entrata tanto in empatia con il suo, tra virgolette, carnefice, che in realtà è il compagno che poi diventa carnefice, ma lì non ha capito che invece dall'altra parte non c'era assolutamente una comprensione, ma anzi uno sfruttare delle situazioni dominanti. Perché anche lo psicopatico, stavo dicendo, ha la sua dose di empatia, solo che ha un'empatia del primo tipo, cioè quella affettiva, cioè quella del comodo, quella che ti frego. Conosco bene gli stati d'animo, li riconosco e li sfrutto a mio favore. Ovviamente non nel modo positivo che noi intendiamo, perché un po' tutti l'empatia gioca su quello che è entrare nei favori dell'altro, certo non per giocarlo, non per fargli del male. Quindi c'è il dolo in qualche modo nell'elemento psicopatico? C'è. O è una cosa che viene... Allora c'è la psicopatologia, Elena, che comprende questo aspetto. Per lo psicopatico è il suo gioco, è il suo modo di essere. Si racconta anche di casi di psicopatici veramente gravi. Un caso, ho portato anche l'articolo di giornale, di un signore, anche un bel signore distinto, che accalappiava le sue giovani donne, le sue giovani vittime, e non aveva nessun problema, non so quante ne abbia fatte fuori in tempi recenti. Ma questo è riuscito addirittura, a parte fare quello che ha fatto, essere condannato, uscire di carcere, essere riuscito a traviare persino chi doveva occuparsi, cioè quindi le guardie carcerarie, tutto l'insieme, a scappare, ad andare in un altro stato che prevedeva, lì avrebbe avuto la pena di morte, in un altro stato... Quindi parliamo degli Stati Uniti, immagino. No, parliamo del Vietnam. Vabbè, comunque in realtà distanti dalle nostre. Questo comunque si è riuscito ad andare in un altro stato dove non era prevista la pena di morte, l'hanno incarcerato, 10 anni, insomma ha convinto gli avvocati. Questo era un genio del male, ma usando che cosa? Usando l'empatia, cioè usando questo rapporto, è un affabulatore molto probabilmente molto bravo, però è stato scoperto che anche lo psicopatico, magari questo non è il caso, ma gli studi che hanno fatto i neuroscienziati hanno capito che lo psicopatico può provare empatia, solo che deve decidere di provarla. Anche lo psicopatico, quello che ammazza, ecco. Hanno sottoposto, come hanno fatto ad analizzare? Hanno analizzato attraverso una risonanza magnetica, quindi andando proprio a livello proprio, vedendo quali erano le aree, se si attivavano o meno, hanno fatto vedere determinati video, l'hanno sottoposti alla visione dei video. Quindi degli stimoli esterni? Degli stimoli esterni, esattamente, e hanno visto che nella prima parte non si è attivato niente, si trattava il video dimostrava che veniva percossa una mano a questo soggetto con un tipo manganello e loro erano rimasti praticamente impassibili e non reattivi. Quando poi gli scienziati, i ricercatori hanno detto ma provate a mettervi nei panni di questa persona, e hanno detto miracolo, lì si è attivata l'area preposta a dove ci sono i famosi neuroni specchio, l'area F5, motoria, premotoria, là ha risposto, qualcosa si è visto. Allora hanno detto, allora non è vero che non la provano, non ce l'hanno di default, ce l'hanno off, mentre noi considerati normali ce l'abbiamo sempre in attiva, loro ce l'hanno in off, possono attivarla, ma deve essere comunque un comando esterno. Non viene spontaneo. Questo si è visto che c'è una tendenza fin da piccoli
ad avere questo tipo di reazione, i bambini magari aggressivi, che hanno molta rabbia, che disattendono i genitori, la scuola, che sono dei ribelli, diciamo, impenitenti, che hanno vissuto magari anche situazioni familiari non favorevoli. Ecco, lì bisognerebbe intervenire, lì si può ancora correggere. Perché cioè poi si può correggere addirittura, cioè sì. Si interviene perché è qualcosa allora, che poi lì a livello psicologico si va a correggere questa carenza. Dov'è che perché poi tra l'altro qua ci allacciamo anche discorsi di bullismo, di violenze che si perpetuano nel tempo anche sin dalla giovane età, e di insensibilità, appunto, non empatia di questi, tra virgolette, carnefici nei confronti delle loro vittime. Dov'è che un genitore, un adulto, un insegnante, un formatore può accorgersi che questa empatia non c'è, se non stimolandola, eccetera? Ci sono degli elementi che possono cominciare a far allertare, dire attenzioniamo questa persona perché finché c'è tempo, siamo in tempo. Sì, e quando ci sono questi atteggiamenti che si protraggono non solo a scuola ma in tutti gli ambiti della vita, quindi che vengono meno agli ordini è una parola grossa, comunque a quelle che sono le regole della vita sociale, dello stare in società, è lì che va accolto, ci si accorge quando un ragazzo, un bambino ancora prima, insomma, ha queste spinte. Quindi bisogna stare anche un po' attenti a questi aspetti per capire. Direi che è fondamentale, perché è proprio alla base. Poi come intervengono, poi c'è tutta una rete probabilmente dallo psicologo, che ormai c'è lo psicologo di classe, di scuola. Certo, dopo ci sono vari strumenti come attivare. Tutte le equip, però sì, andrebbe colto mi viene a pensare che in certi però ambiti, in certe situazioni di vita, quartieri magari, come possono essere certe periferie, magari tutta questa accortezza non c'è neanche modo di intervenire, ecco, perché poi si creano delle sacche di malavita. Ma questa, però l'esempio che aveva fatto, vedere una persona che viene bastonata, martellata, suscita una sorta di è come se tu allora in quel momento lo subissi direttamente, quindi di ribrezzo, di capriccio, di paura, tutto quello che vuoi, ti cali, automaticamente sei nella parte. C'è un ma. Anche gli altri che sembrano normali possono andare in off con il sistema empatico. Come? Il come, per esempio, gli esperimenti sociali, perché di quello si parla, di gruppo. Cosa vuol dire di gruppo, di etnia, di appartenenza? Anche là, gli scienziati hanno detto, vediamo allora se tra quei cosiddetti normali è vero che è sempre presente e siamo, come dire, gli eletti rispetto a questi altri. E non è così. Cioè, quindi se il fatto di entrare in empatia c'è sempre in tutte le persone, a parte chi ha questa psicopatologia dichiarata. A parte gli psicopatici, ecco. Allora, hanno sottoposto anche le persone normali, diciamo cosiddette normali, non psicopatiche, ecco, a questi esperimenti, quindi anche lì video, quindi sollecitazioni, stimoli esterni, visivi chiaramente, e hanno visto che il gruppo di persone, in questo caso avevano preso un gruppo di bianchi, persone non di colore, che erano sottoposte a video dove venivano percosse, punte proprio con un ago, sempre la famosa mano, venivano insomma torturate, il termine non è proprio corretto, comunque venivano infastidite, ma proprio pungendo la mano. Allora vedevano che nel gruppo che vedeva la persona bianca si attivavano, o meglio, rallentavano gli stessi processi elettrofisiologici, proprio come se la persona, cioè i sottoposti al video, subissero lo stesso fastidio, mettiamola così, o sofferenza. Quando era una persona di colore a subire lo stesso tipo di trattamento, non era così attivo. Senza che avessero, stavo pensando, subito dei torti da quella persona anziché l'altra, perché anche a volte... Anche lì, quanta credenza noi portiamo, quanto abbiamo di nostro e quanto invece subiamo del condizionamento della società per arrivare poi a vedere questo tipo di reazione e in un senso e in un altro. Addirittura hanno poi sottoposto con soggetti asiatici
è stata la stessa cosa. Cosa vuol dire? Che magari quello che è lontano da sé, quello che è lontano da sé, la minoranza, quello che non riconosco come un mio pari, e non trovo. Ma abbiamo visto poi nella vita e nella storia, dalla popolazione armena, dagli ebrei perseguitati, da tutte quelle minoranze, i Tutsi e quant'altro, quello che è distante da me e che non ritengo essere dello stesso fatto, dello stesso materiale con cui sono fatto io, un essere umano tal quale, alla mia altezza se vuoi, e non mi tange, non lo sento. E quindi viceversa però, le persone di colore che vedono vedendo un bianco, questo non è dato sapere, se a sì. viceversa ci potesse essere questo tipo di inversione di tendenza. Posso presupporre che sì, io non ho però certo. Bravissima, documenti che me lo dicano è interessante questo. Certo che si fa sempre il confronto con la minoranza, quella più fragile, più debole, quella più perseguitata. Che dal nostro punto di vista, chiaro, dal punto di vista del bianco, della società evoluta, di quello che crediamo essere la società evoluta. Quindi, insomma, anche lì ha detto, ma allora siamo psicopatici? Un po' psicopatici anche noi? No, però questo ci dà la misura di come potremo esserlo o diventarlo a nostra volta. Cioè non dovremmo stupirci. Cioè si può cadere in una forma di apatia sì. e di non empatia. Assolutamente. Assolutamente, mancanza di empatia, sì, si può. Come quegli altri fanno in in, noi possiamo andare in off. Cosa sono? Degli elementi, dei traumi subiti, delle situazioni di Elena, questa è una domanda, io credo che, veramente è anche citato, che c'è c'è addirittura uno stato dell'essere che non è edificante, che i tedeschi chiamano Schadenfreude. Il Schadenfreude è quello stato che fa provare piacere a vedere che l'altro ha la sofferenza dell'altro. Quindi non è più che io sono, non mi tange, sono neutrale, no. Addirittura arrivo a provare piacere nella sofferenza altrui. È una cosa, uno scatto ancora in più rispetto a quello che ci siamo. Ma è una patologia, cioè è una devianza, una patologia? Sì. Allora, Elena, veniamo a una cosa pratica. Non è successa tanti anni fa, 80 anni fa, ma potremmo dirlo adesso, palestinesi, ebrei, ma noi, israeliani, scusami, noi, o meglio, la seconda guerra mondiale, tutta la persecuzione agli ebrei. C'è stato qualcuno che qualcuno sì, sarà inorridito di fronte a questo olocausto, ma la maggior parte della cittadinanza o del popolo alla fine ha creduto che l'ebreo fosse brutto, sporco, cattivo e che andasse assolutamente annientato nei peggiori dei modi, cioè non mi pongo più, e quindi allora subentra una convinzione, un lavaggio del cervello, una propaganda, perché la propaganda è importante. Noi finiamo per crederci. Quindi le nostre reazioni si modificano anche a seguito di messaggi che ci arrivano e ci pongono in uno stato d'animo che magari non è quello naturale. Se non siamo sufficientemente critici, e la massa, parlo di massa, non parlo del singolo, ma parlo di massa, in genere lo è poco, stimolata e lavorata a dovere. C'era un famoso psicologo americano che diceva: datemi pure dei giovani, e io dei bambini, e ve li faccio diventare quello che volete. Quindi vuol dire che ci sono delle manipolazioni che possono essere effettuate a livello molto sottile, che non si colgono, magari non si colgono perché non c'è l'attenzione, non siamo sempre sul qui e ora presenti e critici, e quindi è facile che ci siano queste devianze, queste che tu hai chiamato, mi viene da dire che non mi vengono altri termini effettivamente. Certo. In senso positivo siamo giunti quasi al termine della nostra trasmissione, certo. Della nostra intervista, insomma, sì. In senso positivo. Sì. Ci sono vie di uscita per chi invece non è empatico,
non ha questa grande empatia, è distaccato, ed è utile o non è utile? Portare una persona a maggiore empatia? Ma l'empatia potrebbe essere quella dell'esempio che ho fatto prima, mi viene da dire. Una persona che non coglie, non vuole, non riesce a cogliere la difficoltà nell'altro, la sofferenza dell'altro. È chiaro che deve esserci la collaborazione del soggetto, altrimenti io non ti posso stimolare l'empatia, non te la posso passare per infusione o per propaganda. Cioè ci deve essere anche una volontà da parte della persona meno empatica. Riconoscere che c'è una difficoltà nella comunicazione con l'altro, nella vita sociale, e doverla riconoscere. Riconoscere vuol dire non vengo riconosciuto, ho difficoltà, come mai? Certo. Ecco. Allora secondo me spetta a chi comunque segnala di avere un problema, non sa ancora il problema. Però si rende conto che c'è. Al contrario, troppa empatia fa male. Potrebbe fare male, sì, perché si cade nell'essere manipolati facilmente, nell'essere troppo a disposizione, nel perdere di vista la nostra unicità, la nostra soggettività, il nostro intimo. Ci si può coinvolgere talmente che allora lì si va a toccare nell'intimo e allora lì si sfocia in qualcosa di patologico, no, però insomma di non produttivo, che può nuocere. Dico solo, se posso, una piccola parentesi che mi ero preparata: l'empatia l'hanno collegata, hanno trovato quali sono i siti a livello cerebrale, attraverso che cosa? Attraverso l'elettroencefalogramma, le risonanze magnetiche funzionali, valutando proprio quali che erano le risposte e le reazioni, come dicevo prima, a stimoli esterni, eccetera. E dicevo appunto è l'area motoria, premotoria, motoria e le aree frontali. Quindi il ragionamento dell'area visiva, perché è fondamentale che io riesca a riconoscere. Altre misurazioni che si possono fare sono sia elettrofisiologiche e visive, guardo nell'occhio della persona, vedo la mimica e posso intuire, leggere, e poi anche risposte proprio dell'organismo, proprio vere e proprie attivazioni che anche lì si misurano in psicologia si possono valutare anche chi ha più o meno empatia attraverso delle scale, attraverso dei questionari, c'è tutta una... Quindi chi ha dei dubbi perché ci sono allora in genere cosa fanno? Questi questionari vengono somministrati in genere dove? In luoghi tipo scuole, tipo grandi aggregazioni, esatto, e lì si comincia a capire, valutare, cercare di correggere o di implementare o di aiutare a coltivare questa grande capacità che c'è, è nostra e anzi è molto importante. Assolutamente, ci guida, se usata bene ci guida. Dottoressa, grazie mille, è stata molto gentile. Grazie Elena. Abbiamo fatto questo excursus nell'empatia in tutte le sue manifestazioni, devianze e in tutto quello che può essere correlato a questo modo di comunicare, perché sostanzialmente poi è anche un modo di comunicare con gli altri, con l'altro, e di comprendere, entrare a contatto con le persone. Io la ringrazio ancora, grazie a voi telespettatori per averci seguito e chiudiamo questo capitolo e buona serata.